con voi partire, e quindi partiamo con lei Presidente per poi un po' fare il giro di tutti. Qui ho Corriere Economia di lunedì, parla edilizia per ripartire serve una spinta del fisco, questo è Federcostruzioni Presidente nazionale Girardi, che dice che però ci sarebbero 3 cose da fare assolutamente. La prima è un discorso fiscale, incentivazioni fiscali, e qui chiedo a tutti quanti voi l'intervento se siete d'accordo su questo. Dall'altro che occorre riqualificare il settore e quindi pensare anche alla qualità del costruito e vedere un attimo se questo è corretto. Trasparenza, e qui parliamo di appalti, parliamo di legalità, parliamo di un settore che per il momento è abbastanza da mal di stomaco e quindi corruzione, e poi innovazione tecnologica applicata, che questa gravemente manca nel settore. Ho fatto una sintesi di un articolo anche molto interessante, però l'opinione del Presidente di Girardi e Presidente di Federcostruzioni a livello nazionale. E allora, lei che cosa ne dice? Allora, innanzitutto Girardi parla appunto di anche tocca il tema della fiscalità e lo lega, credo, a quello che è il tema della rigenerazione o la riqualificazione. Dice non c'è riqualificazione se non la spingi in qualche modo in Italia, spingerla, questo è il problema. esattamente. Siamo strettamente legati anche a questa legge che sta uscendo del cosiddetto consumo del suolo zero, la quale ha degli aspetti che ormai tutti noi, sia da cittadini ma anche come costruttori, abbiamo visto che è inutile pensare a consumare ancora ulteriore suolo, facendo dei distinguo, poi non mi voglio dilungare perché anche questo tema del consumo suolo zero ha degli aspetti che bisogna stare attenti a questi enunciati, perché c'è bisogno di infrastrutture, allora se le infrastrutture entrano sul consumo suolo zero abbiamo i nostri problemi, ma fermiamoci sulla casa che è il tema, dopo magari nostro. Se abbiamo tempo, poi se abbiamo tempo infatti. Sul discorso della casa indubbiamente l'incentivazione fiscale è fondamentale. L'esempio che portava lei all'inizio della trasmissione, quando parlava dei numeri che ci sono stati in Veneto di persone che hanno aderito all'incentivazione fiscale relativa alla ristrutturazione, è significativo. L'italiano si muove sulle tasse. Ormai è una cosa pazzesca. Io trovo che sia un rilancio, un deterrente. Che sia corretto che l'italiano si muova sulle tasse nel momento in cui viene tassato molto, e per cui se gli si dà l'opportunità di scaricare una parte. Io poi la mia idea è che il recupero in 10 anni sia un recupero lunghissimo, un po' troppo lungo, perché poi oggi le persone che possono permettersi di avere questi incentivi fiscali è gente che comunque guadagna molto. Se guadagna molto comunque sono delle persone che hanno un reddito stabile, e un reddito stabile in questo paese ce l'hai sicuramente a un'età avanzata e non sicuramente se sei un giovane, e per cui questi 10 anni alla gente dà un'impressione che siano un po' lunghi, per cui anche quello andrebbe rivisto. Tornando sul problema della fiscalità, è sicuramente l'unico modo per poter far sì che ci sia un interesse vero anche da parte degli investitori, perché parliamo anche di investitori che devono comprare immobili, ristrutturarli per poi rivenderli, devono avere l'interesse di acquistare dei vecchi immobili fatiscenti. Ricordiamo che oltre il 70% degli immobili italiani sono stati costruiti prima del 1974, sono immobili che comunque hanno dei problemi di consumo energetico, di problemi di sismicità, cioè sono immobili che necessitano sicuramente quindi ci sarebbe da fare, bisogna dare c'è da fare molto, c'è da fare soprattutto sul costruito, lasciando perdere appunto di continuare a consumare il suolo con nuove costruzioni. Questo credo che sia l'indirizzo che dobbiamo dare al Paese, e le leggi e le agevolazioni fiscali dovrebbero puntare ad agevolare questo tipo di interventi. Quindi lei concorda nel discorso della fiscalità? Assolutamente. Sì. No, dopo torniamo, voglio anche capire la categoria come va. Passiamo di qua. Un costruttore, quindi consumo del suolo, per voi invece c'è, perché voi costruite ex novo. Ma è corretto il ragionamento della fiscalità, di puntare anche alla riqualificazione, a qualcosa di più che va oltre? Sì, assolutamente sì. Innanzitutto noi non consumiamo nuovo suolo perché puntiamo alla
all'utilizzo di suolo già edificato, quindi noi individuiamo aree, zone, palazzine da poter demolire per poi ricostruire. E quindi fate riqualificazione? Noi, esatto, facciamo riqualificazione intesa come completo abbattimento e ricostruzione, però riqualificazione. Dal canto nostro... Quindi è possibile questo? Perché alcuni... Certo, nella maggior parte dei casi è possibile, a meno che non siano situazioni difficili, vincolate in qualche modo, ma la maggior parte dell'esistente è possibile demolirlo per ricostruire qualcosa di nuovo, di fatto meglio, di più efficiente. Noi puntiamo il 90% e forse più delle nostre realizzazioni riguardano interventi vecchi che andiamo a demolire e poi sul suolo andiamo a costruire un edificio nuovo. Anche perché l'agevolazione fiscale è importante secondo lei per smuovere qualcosa? Allora sicuramente è importante, però dal canto io cerco di portare la nostra esperienza, ok? Perché non mi metto a insegnare il mestiere a nessuno, io parlo di quello che mi compete. E, a mio avviso c'è un qualcosa che manca proprio alla base, ovvero sia l'ascoltare le esigenze dell'utente finale. Si fanno tanti discorsi, è giusto individuare cosa bisogna fare, dove bisogna muoversi e chi bisogna coinvolgere, però in primis dobbiamo andare a capire quali sono le esigenze attuali, cioè io costruttore, perché ho successo, cosa mi porta a riuscire a vendere gli immobili che costruisco. Riesco a farlo se capisco cosa cerca chi vuole casa, chi deve comprare casa. Quindi è molto molto importante per la mia categoria, prima di andare a vedere dove costruire e cosa costruire, andare a capire chi vuole cosa. D'accordo, per cui io devo pormi il problema, cosa interessa a chi deve comprare casa adesso, dove gli interessa comprare, di cosa va in cerca, pertanto bisogna iniziare a coinvolgere la parte che può smuovere il tutto, cioè chi ha la possibilità di fare l'acquisto, perché se continuiamo a ragionare tra alte sfere, chiamiamole, d'accordo, senza andare proprio sul campo a chiedere a chi deve comprare queste case cosa vuole, cosa lo ostacola l'acquisto e perché dovrebbe acquistare un'abitazione piuttosto che un'altra, alla fine rischiamo che tutti i discorsi siano sterili. Quindi è molto molto importante l'ascoltare e soprattutto un'altra cosa importante, avere ben chiaro il contesto esterno, perché ogni realtà, d'accordo, può aver successo nel momento in cui, preso atto quelle che sono le condizioni esterne sulle quali non ha possibilità di intervento, okay? Perché quello che è esterno a me io non lo posso comandare o modificare, una volta preso atto di quali sono le condizioni esterne, io devo capire come evolvere, come migliorare, come comportarmi in base al contesto nel quale mi trovo. È inutile cercare di... C'è una frase di Albert Einstein che io ho sempre in mente: follia è aspettarsi un cambiamento continuando a fare le stesse cose. Ad oggi la maggior parte dei miei colleghi, senza voler male a nessuno, hanno ancora l'atteggiamento che ha portato a questa situazione. E così chiaramente non se ne esce. Assolutamente. Mi interessano queste osservazioni, voglio coinvolgere anche lei Casacrino perché ha fatto un'osservazione che è stata quella che ha lanciato anche il vostro settore. Effettivamente è un modo diverso di ragionare, questo qua chiedo a voi dopo di darmi una risposta, cioè invece che dire io ti propongo questo, che aspettativa hai tu, cittadino, consumatore del prodotto e quindi io cerco di venirti incontro. Può essere una chiave di lettura diversa e quindi uscire da questo meccanismo che è un impasse perché siamo entrati in un vicolo cieco, adesso ci stiamo uscendo, ma vorrei capire se stiamo uscendo per necessità, che prima o poi uno una casa deve prenderla, oppure che perché veramente c'è un'apertura.
Diciamo che è la base della logica della progettazione e poi del mondo imprenditoriale, cioè andare a fare il prodotto che serve al cliente, chiaramente. Ma fino adesso è stato il contrario. E fino adesso appunto si costruiva qualcosa perché comunque il prodotto... Se così volevi e se no te lo tenevi. Andava bene perché c'era una richiesta enorme, per cui qualsiasi cosa, anche se era costruita male, se non aveva una progettazione adeguata, andava venduta lo stesso, insomma. Però sicuramente è cambiato un po' l'approccio, la gente spende i soldi con molta più accuratezza. Mi pareva interessante la logica di dire dobbiamo capire bene cosa vuole la gente. Noi abbiamo visto che nel tempo la gente chiede sempre di più di avere un edificio all'interno del quale sta bene, per cui deve sentirsi bene, ma soprattutto anche riuscire a pagare il mutuo, per cui avere dei costi certi dei consumi, e poi andare ad avere un ambiente che sia adeguato e non mi dia problemi. Perché se poi io ho dei difetti costruttivi, cioè so di gente che si rovina la vita a fare la causa al costruttore piuttosto che a chiunque, perché poi uno si incattivisce, e quindi riuscire a creare un ambiente, la spesa della vita che uno fa per la vita, e poi viverla veramente male e non spendendo 2 lire, perché magari la macchina dopo 5, 6, 10 anni la cambi, la casa invece è un investimento un po' più interessante. Parlavamo prima di tecnologie, effettivamente la tecnologia negli ultimi anni si è evoluta in modo pazzesco e giustamente diceva che l'imprenditore oculato capisce anche come intervenire con quella, perché sono cambiate le esigenze all'interno delle case, ma anche il modo di costruirle, e dobbiamo anche capire dove andare a intervenire nell'edificio. Il problema è che la persona che va a comprare l'immobile alla fine non sa bene come è stato costruito, perché non ha seguito l'evoluzione della costruzione, se non in alcuni casi. Per cui dobbiamo dare la garanzia che effettivamente sia stato costruito in modo adeguato, per poi appunto non avere problemi nel corso degli anni. Insomma. Ma se posso permettermi, anche qui c'è qualcosa da... Allora, a mio avviso, perché il cliente dovrebbe capire che quello che io gli propongo è quello che lui cerca ed è valido, e dal momento in cui non conosce, magari non sa nulla di edilizia, secondo me quello che stiamo facendo noi e vediamo che funziona è quello di coinvolgere l'utente finale, l'acquirente, il più possibile sin dall'inizio, addirittura ancora in fase di progettazione, in modo da fargli capire: guarda, quello che verrà fuori è questo, d'accordo? Te lo presento, cerco di fartelo capire nel miglior modo possibile e ti faccio interloquire con tutte le parti in causa, in modo che ti fai lo specchio, ti rendi bene, ti fai l'idea di quello che sarà, e riesci anche a capire la bontà dell'intervento, e si innesca un rapporto di estrema fiducia. Noi vediamo che da parte dei nostri acquirenti nasce proprio un rapporto che è completamente differente da quello che c'era negli anni scorsi, nel senso che oggi come oggi, attualmente chi viene da noi in fase di consegna dell'immobile è estremamente gratificato dall'acquisto e ci rendiamo conto che si è affidato completamente a noi, ma proprio perché c'è questo coinvolgimento iniziale che fa sì che il cliente si convince della bontà del prodotto e addirittura diventa strumento di vendita, nel senso che oggi, a mio avviso, in questo momento è estremamente importante il passaparola, diretto o indiretto, ma la gente deve sapere chi sei, cosa fai e come lavori. Noi, ad esempio, nel bimestre settembre-ottobre 2015 abbiamo avuto un aumento delle vendite del 30% rispetto al bimestre settembre-ottobre 2014, nonostante il 2014 sia andato bene, proprio perché
stiamo rendendo conto che una volta che riesci a far capire, cioè non presenti all'acquirente finale un prodotto a scatola chiusa, ecco questo è il tuo prodotto. Cerchi di coinvolgerlo fino lo coinvolgi e capisce la bontà del prodotto che gli presenti. Buono 30+30%. Direi ovvio. Andiamo in pubblicità, prima però vorrei sentire Gianni Bacco. A questo punto ci sono due aspetti che sono emersi, dopo torniamo al discorso agevolazioni fiscali, quindi Federcostruzioni cosa vede? Da una parte cambiare modo di approcciare col cliente completamente, quindi qua si parla di coinvolgimento, se può essere vincente oppure no, proprio scambiare mentalità, e dall'altro invece cercare di capire quella che è l'aspettativa nuova che sta nascendo e forse anche creare una nuova aspettativa, perché se noi seguiamo per esempio quelle che sono le indicazioni, prendo Casa Clima perché è quello che l'ho riconosciuto un po' a livello ufficiale, non abbiamo altre, non è per farvi, vi rendiamo merito insomma, però rispondiamo a quelle che sono le aspettative energetiche di un edificio, diamo un qualcosa in più, può essere un qualcosa di vincente, quindi cambiare mentalità nel settore. È fondamentale, nella misura in cui innanzitutto si deve creare un rapporto di fiducia. E la fiducia avviene quando... Che era venuta a mancare. Era venuta a mancare motivatamente perché quando le cose andavano bene, quindi quando il mercato non aveva le problematiche di oggi per numero di compravendite, eccetera, si sono raggiunte delle quotazioni molto alte senza che dietro ci fosse una qualità controbilanciata e soprattutto spesso e volentieri il cliente, quindi l'utilizzatore, quello che non cambia la casa come la macchina, si trovava con delle qualità diverse dalle aspettative, diverse dalle promesse, e questo ha portato ad una sfiducia, una poca credibilità di chi costruiva presentando delle qualità immobiliari estremamente diverse da quelle che oggi invece diventano il fiore all'occhiello. Furlan dice giustamente: li prendiamo per mano e gli spieghiamo da subito dove vogliamo andare, dove li portiamo e li lasciamo interloquire con noi. Questo è vincente in tutti i mercati che stanno soffrendo, è vincente in quei mercati dove la parte dello Stato non c'è, perché lo Stato non si fa garante di questo tipo di fenomeni, sono fenomeni commerciali legati a rapporti di tipo contrattuale, poi il notaio ci dirà anche, ci darà dei suggerimenti su come proteggere il cittadino, l'utente, l'acquirente, il venditore dalle insidie delle problematiche legali, ma soprattutto con la grande foga di comprare a tutti i costi non si era stati attenti a cosa si comprava. Poi un altro grossissimo problema... Ma non c'era scelta. Non c'era scelta, ma... Prima della crisi non c'era scelta, quella era la cosa. La grossa corsa all'acquisto non faceva riflettere, la riflessione è venuta dopo, quando si è tentato di vendere degli immobili e si è capito che il mercato, nella rivendita dei privati anche di case molto recenti, oltre alla crisi per la bolla cosiddetta, c'era anche la crisi per la qualità. Quindi le aspettative sono andate deluse, non mantenute. In più poi c'è un'altra cosa abbastanza, come dire, importante, il fatto nelle ristrutturazioni che un utente non capisce mai come va a finire. Ci sono degli strumenti molto ma sicuramente le parti che riguardano chi deve fare cosa ci sono e gli strumenti ci sono. Ovviamente è importante seguirli. Io spesso ho a che fare con immobili da ristrutturare, immobili antichi, vecchi o immobili da abbattere. Abbattere è semplice perché l'impresa dice: io compro, faccio un costo di quello che può essere l'acquisto del sito da demolire, recupero delle cubature, faccio una progettazione eccellente sotto il profilo architettonico e la faccio altrettanto buona sotto il profilo sia strutturale che impiantistico che energetico. Allora, innanzitutto il fatto che gli imprenditori vogliono a tutti i costi accontentare le aspettative passa attraverso, ad esempio, il mondo a cui io appartengo, che è quello dell'intermediazione. I costruttori sicuramente conoscono le metodologie per il costruire buono, per il buon costruire, dicevano, a regola d'arte. Però è importante che sappiano esattamente cosa chiedono le persone e spesso noi in prima analisi capiamo cosa ci chiede la gente. Faccio un esempio molto semplice, così anche banale se volete, ma preciso. C'è stato un momento in cui gli angoli cottura erano indispensabili nelle costruzioni, cioè si vendeva così. Oggi qualcuno dice: preferisco non proprio un angolo cottura ma una piccola cucina chiusa o una cucina abitabile a fronte di un salone più piccolo. I costruttori, se stanno attenti a questo genere di richieste,
era solo un esempio, il mio è chiaro. C'è un'interazione tra categorie. Potranno sicuramente accontentare i clienti e molto probabilmente nell'ambito di quegli agenti immobiliari, di quella componente della filiera attenta a raccogliere questi dati, potrà offrirli, in questo caso all'impresa, sia impresa intesa come colui che costruisce, sia società immobiliare come colui che fa l'operazione anche sotto il profilo finanziario, eccetera, ed avere un buon risultato alla fine. Si deve passare attraverso questi comportamenti. E allora aggiungiamo un elemento in più, quindi il coinvolgimento intracategoriale, qui siete tutte le categorie coinvolte. Pubblicità, pochi secondi, poi continuiamo, diamo la parola anche agli altri.